Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Arresti instabi i numeri di immigrazione in Friuli Vignesi e Giulia. Dilu è il dossier statistico immigrazione 2022 fatto dal Centri Studi e Ricerche IDOS e presentato al Centri Balducci di Ciuian. In regioni foreste sono 116.000, il 9,7%, un quarto presente per lavoro, un quinto per protezione internazionale e il resto per riunione familiare. Romania, Albania, Serbia, Ucraina e Bangladesh, le nazionalità più presenti, i lavoratori foresti, sono un su 10. Il 44% opera in industria, il 10% in edilizie, il 14% al lavoro domestico, i disoccupati sono il 9,3% da migliore in Italia in Tune cul Venit. Un latitant che su quel calpendeva un mandato di arresto europeo per appropriazione dovuta di base, all'estate scuvier di lung di un servizio di vigilanza autostradale in prossimità dal casel di Puart tra la A28 e la A4. È un uomo di 41 anni, residente in provincia di Udin, che ha discontato una pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per episodi riferiti al 2012. Lo ha arrestato la polizia e questure di Pordenone, doprant informazioni contenute in tali archivi informatizzati des forze dall'ordine, gli agenti hanno scoperto che l'uomo aliere latitante è stato portato in prigione di Udin. Incidenti stradali in tal prin dopo di Binsdi a Pagna interfrazione di Modolè di lunghe strade provinciali 49 per causis anche mo in accertamento bande dagli agenti de polizie locali si sono dati squintri in maniere violente un'auto e una moto col Centaur che le finì sull'asfalto. La dinamica dell'incidente ha portato i sanitari a inviare sul puesto delle soccorsi, ma in maniere fortunate le condizioni dall'uomo ai guide des dos unic ferit, non eri in tant graves di domandare il trasporto in svol e così è stato portato in ospedale in codice verde. Mai così tanti aziende partecipanti, neanche prima delle pandemie, si prepara così alla insene la Fiera del Lavoro Friuli Vignesi e Giulia, organizzata a Udine di Alig, l'associazione dei laureati in ingegneria gestionale, che sta in appuntamento doppli, Wieners ai 11 di novembre, la giornata riservata ai colloqui online, sabide ai 12 incontri in presince one to one e i talk show al Teatro Nuovo Zuan di Udin. Il super ospite di quest'anno sarà Paolo Bonolis. Sono 80 le imprese, per prime volte anche forestis, prontis a offrire 290 posti di lavoro per 2 giorni di colloquis. Inviata a Pordenone il primo sportello anti-imbrois de Region, un progetto pilota destinato a slargare il proprio di azione a tutti il Friuli Vignesi e Giulie, che stamattina è stato siglato il protocollo tra Guardie di Finanze, associazione dai financiers incognite e consumatori attivi per far partire il servizio. L'obiettivo è quello di informare e tutelare i cittadini a di un fenomeno che è il da imbrois simpli più diffonduto anche in linee. Dal trading a criptovalute passando per ecobonus, in te garanzie totali dall'anonimato al sportello si varanno indicazioni su cemut agli in tal caso si sedi restats vittime di imbrois. La iniziativa è a l'appoggio de Regione. Il Comune di Udin ha ottenuto da Regione un finanziamento di 200.000 euro per realizzazione di nuove viabilità di Placial Cavedalis, allora a agevolare anche attraverso percorsi pedonali e ciclabilis l'accesso all'ambito ex Birarie Dormisch interessate dal progetto di riqualificazione curato da Daniele Di Buri. La nuova Cor di Puarte Vilalte è previo l'insediamento di un polo culturale e educativo, dove che chiatarà sede
dell'Istituto Tecnico Superior MIZ. L'intervento al previo la eliminazione dai semafors e la realizzazione di un'etta ronde. Si tratta, alla dit il sindac di Udine, Pietro Fontanini, di un intervento fondamentale per permettere al New Pol di dialogare con la città e per rendere più sicuro una crociere frequentate ogni dì di tanti studenti. Tante è stata la commozione per sparizione di Alfio Scandurra, muar l'unis a 52 anni e conosciuto cemut che l'om da Iasenei, capalulti in salute all'estat siel, un look bon di continui tante int e dutun simbolic. La cerimonia del sesequis si tignerà al chiam di rugby di via Mantegna a Pordenon, in località Borgomeduna, domani alle 4:30. Scandurra all'estat capitani de squadre di rugby di Pordenon e si è conquistata la stima e la simpatia di tanti ziranti il Friul col so inseparabile asin flock, animal che con quel all'organizzava tanti inquintris par granchi e piccinins, a saran in tanti a Vailu domani. E come spazi a rubriche Novis dal Monte. Virzin questo appuntamento con l'Argentina ai voti di ottobre il centro Furlan di San Francisco ha eletto il nuovo consiglio direttivo con in chiave il nuovo presidente Dante D'Avanzo che al sarà metudoglie dal vicepresidente Valentina Marconetti Venturuzzi, dal tesorier Riccardo Venier di Grion di Monte e Viviane Venturuzzi. Propit Venturuzzi è la presidente che va fur dal sodalizzi fondato in tal 1982. E de Argentine si movin all'Uruguay, dulà che la famè Furlane di Montevideo ha celebrato 87 anni di attività a ospitali fiestis Chiese Italie cul Gustavo Furlan tipic, ma la sorpresa è poi amici e gli affezionati de famè Furlane e gli stade la visita dai Krampus che han immagat che i più grandi e spaurit che i più piccoli. La famè Furlane cui Krampus ha creato una rassegna di inquintri sclamate Friul Magic par fa cognossi gli endis de nostra regione anche di là dall'oceano. E tornin in Italia più di un preciso a Roma, dulà che il Fogolar Furlan ha ospitato una serata dedicata a Pierpaolo Pasolini. Si è tenuta la prima proiezione italiana dal documentario La Rosada e l'Ardilut nel Friuli del giovane Pasolini, de registe furlane Roberta Cortella. Il documentario, prima che a Roma, è stato proiettato agli Stati Uniti, a Marbella e a Londra. La proiezione è la de Daur dalla teatrale dedicata a Pasolini come tanti fili d'erba, mettuti in scene de attore furlane Tiziana Bagatella. A serate guidate dal presidente Francesco Pittoni, è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. E il Fogolar Furlan di Aprilia l'ha organizzato invece un avvenimento dedicato a esportadoris chiarnielis, un leam che tra Friul e città pontine è un evore strente, viste la grande migrazione di Furlans bandi Lazzi in tal cors de bonificis de prime metà dal Novecento. A Vierzi l'inquintri il presidente del Fogolar Daniela Pimpinelli, che ha riguardato Eugenia Baron, nonne dal vicepresidente del Fogolar Gian Pietro Mardero. La scrittore furlane Stefania Nunsan e ha moderato l'inquintri. Calà viodut tanti ospiti anche il sindic di Dogne Simone Peruzzi, la consigliere d'Alent Friul in Talmonte Elisabetta Feresin. E alle dut per queste sere Gnovis al torne domani, buone serate, mandi.